Oggi il comune di Realmonte festeggia la nostra nonnina, compie 100 anni e a nome della collettività non posso che farle tutti gli auguri più sentiti, più belli, più forti di un'intera comunità. L'ho detto prima, da donna a donna auguri, donne belle, donne forti, donne volitive, donne che sono al centro della comunità e prima ancora al centro di una comunità più ristretta che fa nascere, ecco, le belle teste, le belle persone, uomini forti, uomini validi, valorosi e quindi che dire. È la sintesi, ecco, oggi festeggiamo una sintesi perfetta di quello che il comune di Realmonte dice ogni giorno. Noi siamo nella direzione della bellezza e bellezza per noi è questo, è la longevità di una donna grande in gamba, è la longevità di un comune virtuoso, è la bellezza di una famiglia che con tanto calore la sta festeggiando. Quindi concludo da donna a donna a nome del comune di Realmonte tanti auguri. Grazie a tutti per essere venuti per i miei 100 anni. Grazie che siete tutti quanti qua. Allora, oggi festeggiamo 100 anni di mia madre e 100 anni è una bella tappa, è una vittoria soprattutto per le persone che anziane e che vivono decentemente e discretamente, grazie anche forse alla nuova scienza che ci ha aiutato, che aiuta soprattutto queste persone. Ma io vorrei in questa circostanza ringraziare tutti coloro i quali sono qui presenti in questo momento e che hanno favorito la possibilità di riunirci insieme e festeggiare tutti insieme questi 100 anni di mia madre. Io sono grato per tutti coloro i quali hanno presenziato, il sindaco ovviamente, perché il sindaco insomma anche l'autorità militare, i carabinieri che sono l'autorità di polizia qui a Realmonte, ma anche di tutti gli altri che so esserci, come il nostro parroco che gira nascosto tra la folla. Eccolo là. Volevo ringraziare anche lui perché giustamente partecipa anche lui. Però ecco, io vorrei ringraziare anche con un piccolo pensiero, che è quello che voi vedete su questo tavolo, in modo da festeggiare insieme più compiutamente e con maggiore sostanza anche questa festa, una festa di 100 anni che, ripeto, è un traguardo avveniristico forse per qualcuno. Io spero di arrivarci, come auguro a tutti voi, come al prete, a tutti, anche al sindaco. Magari 100 anni a fare il sindaco penso di no, che è un po' troppo, ma forse no, ma comunque per il resto va bene. Io ringrazio, ripeto, ancora una volta tutti voi e buona festa. Grazie.